Assessore Pizzimenti, in veste di Presidente della Fondazione UNESCO, quest'oggi presente a Pordenone Legge per questo connubio tra cultura e montagna. Qual è il ruolo e qual è il significato di questo premio? La Fondazione UNESCO Dolomiti ha proprio questo intendimento, cioè divulgare quello che sono le caratteristiche degli uomini della montagna, del paesaggio della montagna, dei valori della montagna e soprattutto dello spirito della montagna. Oggi premiamo Balzano che con il suo libro rappresenta un po' tutto questo. E tra l'altro proprio per il significato di questa storia incarna quelli che sono i veri valori e tradizioni anche del Friuli Venezia Giulia e della montagna. Infatti rappresenta forse tutte e due le cose, cioè il Friuli e l'UNESCO in generale, quindi la montagna in particolare. Devo dire che la Fondazione UNESCO è formata da 5 province e ben 3 regioni, quindi la Fondazione UNESCO Dolomiti per l'UNESCO ha una territorialità molto ampia e molto vasta e quindi rappresenta un po' tutte le popolazioni di montagna e quindi lo spirito della montagna. Ecco, grazie.